Quest'anno per Ed è un anno molto importante, lanciamo un nuovissimo Vector Evo. Già Vector, il suo antenato, è uno scarpone che ci ha dato grandi soddisfazioni per caratteristiche tecniche e di calzata. L'abbiamo voluto ancora più migliorare. In che modo? Una pianta leggermente più contenuta, passando da 102 mm a 100 mm, un disegno completamente diverso di quelle che sono le geometrie di funzionamento del gambetto, quindi posizionamento borchie e alloggiamento del tallone, ma soprattutto presentiamo tutta la scarpetta perfect fit, quindi termoformabile, ma anche da quest'anno un concetto form fit, un poliuretano esclusivo nostro che permette di essere termoformato con grandi risultati di customizzazione dello scarpone sul piede delle persone. La gamma è formata da 3 varianti dello scarpone, dal Vector Evo 130, 120 e 110, quindi 3 declinazioni dello scarpone con vari tipi di accessori e durezze per soddisfare una grande fetta di pubblico. Nell'ottica di un utilizzo a 360 gradi degli sci abbiamo anche sviluppato un secondo progetto quest'anno che si chiama appunto Hammer, uno scarpone da freeride molto tecnico, nel senso, per controllare uno sci da freeride 190 di lunghezza, molto largo, in nevi profonde, a velocità anche sostenute, noi pensiamo ci voglia uno scarpone che sia un ottimo contenuto, caratteristiche tecniche per dare controllo allo sciatore. Hammer come è caratterizzato? Una pianta comunque contenuta pari a quello che è uno scarpone da gara, facilità di calzata grazie all'apertura frontale, sostituibile la linguetta anteriore per cambiare il flex, ma soprattutto il posizionamento delle borchie come uno scarpone da gara fa sì che la scarpa sia molto omogenea in fase di flessione, di conseguenza aumenta il controllo con massima facilità durante la sciata.